Terzo incontro oggi ad Agrigento presso la scuola Quasimodo, plesso Don Bosco, sulla Costituzione italiana per celebrare i 70 anni dalla sua stesura. Dopo quello sulla scuola d'educazione, quello dedicato alla salute, oggi si è parlato di informazione con la giornalista Daniela Spalanca, la dirigente scolastica Nellina Limblici, con il coinvolgimento degli alunni che hanno posto tanti quesiti in materia. La scuola ha il diritto di garantire una corretta informazione sia rivolta agli alunni evidentemente, ma anche alle famiglie. Diventa essenziale che la scuola dia delle corrette informazioni proprio per evitare che ci siano abusi sulla conoscenza di eventuali di alcuni fatti che possano poi precludere una corretta formazione rispetto ad un tema particolare. Si parla molto spesso di bullismo e in questo caso di cyberbullismo. La scuola sta facendo tanto in questo momento, ha avviato un processo di informazione proprio per un corretto e sano uso dei social e di tutti i mezzi di informazione. Penso che la scuola primaria sia veramente la base che possa far crescere in maniera sana un individuo. Questi ragazzi ora, non più bambini, me li ritrovo alla scuola media, addirittura terza media, quindi alla fine pure di un altro ciclo, che li vedo adulti e che veramente sanno ragionare in maniera completa e molto precisa. La scuola, come ben tutti sanno, non deve soltanto formare, ma deve informare. Se il ragazzo è informato sulle tematiche, ma anche sul modo di come utilizzare i mezzi, soprattutto in questa terza unità che stiamo affrontando sull'informazione, i mezzi come la stampa, la radio, la televisione, i mass media, e se sanno veramente come potersi porgere e relazionarsi con questi mezzi, sapranno sicuramente utilizzarli bene, quindi produrre in un futuro, come dico io, delle cose belle.